Ciao ragazzi, secondo voi come hanno fatto la tomba e la casa a diventare così famose e in cima alla lista delle cose da vedere da parte dei turisti? Oggi sarebbe stato molto più semplice perché nell'epoca dei social sarebbe bastato generare la cosiddetta viralità e il gioco sarebbe stato semplicissimo. Solo che la viralità nasce se il contenuto, che è l'oro di chi fa il mio mestiere, è interessante, accattivante, coinvolgente e la tragedia di Giulietta e Romeo lo è sicuramente. I primi che se ne accorsero furono gli influencer del 1800, ovvero i letterati, gli studiosi, i giornalisti, soprattutto quelli internazionali. In quei tempi ci fu una fortissima manifestazione di interesse verso tutto quanto concerneva le vicissitudini relative alla casa e alla tomba, anche se con accenti diversi. Per la tomba, ad esempio, esistono diversi articoli letterari che ne raccontarono la storia e il recupero, cavalcando quella celebrità che ormai, a 2 secoli di distanza dalla pubblicazione dell'opera di Shakespeare, si era molto diffusa in tutta Europa. Ma numerosi furono anche gli scritti sulla casa, soprattutto quando andò all'asta. Erano gli stessi giornali stranieri ad auspicare un recupero dello stabile. Insomma, erano anche loro che spingevano per dare una casa a Giulietta. Ma è stato soprattutto nel Novecento che si sviluppò il vero impulso all'incoronazione mediatica di Romeo e Giulietta. E furono sostanzialmente due i momenti chiave, entrambi legati al cinema. La prima importante produzione fu Romeo and Juliet di George Cukor, girato nel 1936 e in Italia presentata l'anno dopo in prima nazionale proprio a Verona. Fu girato in America, ma l'allora direttore dei Musei Civici Antonio Avena collaborò fattivamente alla realizzazione. La seconda fu il Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli del 1968, presentato anch'esso in prima nazionale a Verona con un enorme successo, suggellato anche da 2 Oscar, quello per la fotografia e quello per i costumi. Alla casa sono ammirabili quelli indossati dagli attori che impersonarono i 2 amanti. Queste spinte così dirompenti alla notorietà della tragedia, ma anche di Verona, hanno via via dato vita a un'enorme attività correlata, 1000 interpretazioni letterarie, gadget, richiami al poema negli ambiti più disperati, e poi le lettere da inviare, cartaceo per mail, al club di Giulietta, dove i sospiri d'amore arrivano da ogni parte del pianeta. Insomma, dai manoscritti al PC, Romeo e Giulietta hanno attraversato i secoli e varcato i confini tecnologici. L'amore eterno, dall'1.0 al 4.0.